Buonasera a tutti, grazie innanzitutto agli ospiti dell'Associazione dei Giardini Pubblici. Ringraziamo in particolare Alessandro Bedin, che è il delegato veneto che ci ha permesso questo contatto. Questo è uno degli webinar che mensilmente teniamo come gruppo dirigente dell'ARGAV, che è l'Associazione regionale dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. Quindi siamo molto contenti di poter conoscere anche questa realtà, che per noi è una realtà nuova. Approfitto per salutare Roberto Dio Laiti, spero di aver detto correttamente, che è il presidente nazionale. Poi in linea abbiamo Ciro degli Innocenzi, che è il segretario dell'Associazione Pubblici Giardini, e anche Patrizia Rossini, che è la delegata del Piemonte, ma anche la responsabile della comunicazione. Io darei, se siete d'accordo, subito la parola al presidente dell'Associazione Pubblici Giardini per farci un inquadramento di questa importante realtà. Tanto buonasera e a lei la parola. E intanto buonasera a tutti, grazie di questa opportunità che abbiamo colto con molto piacere. Allora, l'Associazione Italiana, oggi ci chiamiamo Pubblici Giardini, per dare un po' più facilità di pronuncia al nostro acronimo, che era AIDTPGV, che era l'acronimo di Associazione Italiana Direttori e Tecnici di Pubblici Giardini, che è più esaustivo da un punto di vista del far capire chi siamo. Siamo un gruppo di alcune centinaia di persone, in prevalenza tecnici e dirigenti del Verde di moltissime città d'Italia. Abbiamo delegazioni pressoché in quasi tutte le regioni, mi sento di escludere la Calabria e la Sardegna, ma in tutte le altre regioni abbiamo delle delegazioni. È un'associazione che è nata nel 1955, allorché un gruppo di tecnici del Verde decise di costituirla con degli obiettivi che erano quelli appunto di divulgare questa materia, di cercare di mettere a sistema le conoscenze di tanti, perché in quel momento una cosa di questo tipo a livello nazionale non esisteva. Nell'82 è stato fatto il primo statuto che ha definito quali erano le cariche, vale a dire quella di presidente, quella di segretario, quella di vicepresidente, quella di tesoriere e via dicendo. Oggi operiamo, come vi dicevo, in tantissime regioni, e cosa facciamo? Cerchiamo di dare buona divulgazione alle pratiche sul verde, cercando di far capire un po' a tutti come andrebbe gestito, del perché di alcune scelte agronomiche nelle nostre città che riteniamo corrette, o del perché di scelte che riteniamo scorrette. Per questo motivo cerchiamo appunto attraverso il nostro sito, che è www.pubblicigiardini.it, di dare un po' di informazioni a tutti quelli che hanno voglia di visitarlo, quantomeno nell'area aperta al pubblico. 2 volte all'anno ci riuniamo in un nostro congresso nazionale, a cui si affianca anche l'Assemblea nazionale, e ci muoviamo circa in 200 persone, in qualunque parte d'Italia andiamo. L'ultimo, quello dell'anno scorso, pre-Covid, si è svolto a Caserta. Ecco, dallo scorso anno, da 2 anni fa, partecipiamo in quota ANCI, però con un rappresentante diretto della nostra associazione, anche al Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Sapete che è il comitato che è stato istituito dal Ministero dell'Ambiente in ottemperanza e in monitoraggio della legge 10 del 2013. Ecco, siamo seduti a quel tavolo in maniera formale, anche se fin da prima partecipavamo ai lavori di quella commissione, dando contributi, ad esempio quello che i più rilevanti che abbiamo restituito nell'ultimo periodo sono quelli legati alle linee guida per lo sviluppo del verde, nonché all'adozione dei CAM, che sapete che dal marzo di quest'anno sono divenuti uno strumento obbligatorio. Io non mi dilungherei oltre, se non dicendo che il tema di questa sera ci sta particolarmente a cuore, vale a dire quello della biodiversità.
perché è un tema molto importante, è un tema che ha ispirato anche le nostre linee guida per la gestione della cosiddetta foresta urbana, perché uno dei paragrafi importanti e innovativi, credo, di quel volumetto è dedicato proprio al rinnovo. E una come dire, delle cose importanti del rinnovo è proprio quello di cercare di diversificare la consistenza dei nostri patrimoni arborei urbani. Chiudo qua. Come proseguiamo? Proseguite voi? Facciamo delle domande noi? Come preferite? Noi siamo vostri ospiti. Cioè, io adesso secondo me potremmo far dire qualcosa al nostro segretario nazionale, che è Ciro degli Innocenti, e alla nostra preziosissima addetta alla comunicazione, che è Patrizia Rossini. Quindi se hanno voglia di dire qualcosa per quanto riguarda la nostra associazione, poi se vogliamo entrare un po' nel tema della biodiversità, cioè quello che è il titolo di questo webinar, credo che noi siamo più che disponibili. Ci mancherebbe, certo, perché vogliamo entrare nel merito. Prego. Ciro. Ma penso che l'associazione sia stata assolutamente presentata molto bene dal nostro Presidente. Quello che chiaramente al limite posso aggiungere è che il tema del verde è diventato molto caldo negli ultimi anni, ma la nostra associazione, come ha detto, opera da tanti anni che i nostri soci cercano chiaramente di sensibilizzare tutte diciamo le varie realtà della nostra società su questo tema, in passato senza grande, come posso dire, risultato, perché comunque il verde è sempre stato residuale da un punto di vista dei finanziamenti, dell'interesse. Quindi ben venga in questo momento l'interesse su tutti i fronti, chiaramente, verso questo tema che a noi ci sta particolarmente a cuore e che ci appassiona e che ci ha coinvolto, e ne abbiamo fatto professione, ma la maggioranza di noi sono condotti dalla passione. Ecco, questo è quello che posso chiosare rispetto all'intervento del nostro Presidente. Comunque, io volevo fare un attimo il punto sul tema di oggi collegato a quelle che sono le attività della nostra associazione. Da molto tempo il verde pubblico è diciamo, considerato all'interno delle funzioni degli enti locali come una funzione diciamo marginale, diciamo integrativa a quelle che sono le funzioni di gestione del territorio e quasi a arricchire le nostre città di una sorta di lato ornamentale. Questo è un concetto che negli ultimi tempi sta venendo sostituito invece, perché ormai si sa ed è entrato anche nella testa dei nostri politici che avere verde in città è importante, perché il verde porta una serie di benefici collettivi all'ambiente urbano e di conseguenza la funzione fondamentale di chi gestisce il verde non è più solo quello di mantenerne la bellezza e l'attrattività per una fruizione da parte dei cittadini che porti benessere, ma è anche quella di inserire nelle tecniche di gestione del verde anche delle attenzioni perché questo verde porti una pluralità di benefici che ormai tutti chiamiamo servizi ecosistemici, perché gli scienziati ci hanno detto che il termine più corretto è quello di parlare di tanti servizi che l'ecosistema fornisce tutti insieme attraverso il verde nelle nostre città. Quindi abbiamo queste funzioni ecosistemiche che dobbiamo, al pari della funzione diciamo ornamentale, insieme alla funzione ornamentale, portare avanti nella cura dei nostri spazi verdi. E questo elemento ha molto a che fare con il tema di oggi, perché curare in una città
degli spazi verdi vuol dire soddisfare i cittadini in quanto tali nelle loro esigenze, e non sempre l'esigenza del singolo coincide con l'esigenza della collettività. Io vorrei portarvi poi alcuni esempi, visto che mi occupo di comunicazione nel mio ente, di quelle che sono le criticità che la biodiversità porta nell'ambiente urbano, ma anche alcuni esempi di successo, di soluzioni basate sulla natura che la mia città ha cercato di portare avanti, di realizzare. Grazie, visto che siamo alle presentazioni, non l'avevo fatto io all'inizio, ma ne approfitto adesso. Io appunto sono Fabrizio Stelluto e sono il presidente dell'ARGAV, che è l'associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. Riassumiamo nel termine agroambientale una serie di specificità molto lunghe, ci occupiamo di agricoltura, agroalimentare, ambiente, territorio, pesca, boschi e quant'altro. Insomma, siamo i giornalisti che si occupano, diciamo, delle materie prime in qualche maniera. Non siamo qui gli appassionati della cucina, cioè del piatto, degli aspetti culinari, ma siamo quelli che si interessano piuttosto di come appunto crescono le materie prime in un ambiente il più naturale possibile. In questo credo che conoscerci possa solamente arricchirci di nuovi contenuti, ed è questo lo scopo, insomma, per cui abbiamo messo in piedi come gruppo dirigente questo webinar. E ora io, se voi siete d'accordo, entrerei un po' nel merito della questione legata alla biodiversità in ambito urbano. Se non vado errato, proprio domenica scorsa anche il WWF ha fatto un'iniziativa su questo tema che si chiamava, mi pare, Urban Wild, una cosa di sto genere qua. Loro probabilmente più attenti all'aspetto faunistico piuttosto che a quello arboreo. E inizierei da qua chiedendovi proprio qual è l'aspetto del giardino pubblico di cui voi vi interessate nello specifico. Solamente l'aspetto appunto legato alle piante o anche a chi queste piante frequenta? No, allora, biodiversità è una parola che ormai convive con noi, e molte amministrazioni, io credo di poter parlare a nome di molti, stanno cercando di incrementare sempre di più la biodiversità attraverso tecniche, attraverso progetti, attraverso vari strumenti che portino a riscoprire un po' di piante che avevamo dimenticato. Allora, consentitemi una piccola premessa. Allora, i nostri giardini nelle città, soprattutto quelli molto datati, quelli del secolo scorso o di 2 secoli fa, o quelli anche di 40 anni fa, erano abbastanza standardizzati. Cioè le piante che vi troviamo dentro sono piante riconducibili a poche specie botaniche. Io oggi, proprio per questo tema, mi ero fatto un compito a casa ed era questo. Guardando il censimento del verde del Comune di Bologna, avevo guardato quante specie botaniche ci sono fra i quasi 85.000 alberi che lo costituiscono, no? Singolarmente censiti. Le specie botaniche sono 318, vado a memoria, sì, 318. E poi che esercizi ho fatto? Sulla base della consistenza numerica di queste specie, tenete presente che la specie più diffusa da noi è il bagolaro, seguito dal platano, quindi non sono piante autoctone. Avevo fatto l'esercizio di capire le prime 10 specie botaniche per consistenza a quanto ammontavano in percentuale rispetto alla consistenza complessiva. Ecco, il dato è sconvolgente perché 10 specie da sole occupano il 50% delle nostre alberature. Poi, siccome sono rimasto abbastanza sorpreso da questo dato, ho detto, ma le prime 20? Le prime 20 arriviamo al 68%. Quindi davvero abbiamo delle città in cui i nostri alberi sono standardizzati su alcune specie rispetto ad altre. Per fortuna, fra le specie più diffuse ci sono anche specie come dire, più tipiche del nostro clima, come il frassino maggiore, come il tiglio, come l'acero campestre.
Però questo è un dato secondo me molto importante che ci porta a una riflessione, vengo alla risposta. Nella gestione dei nostri giardini, in cui quotidianamente ci dobbiamo confrontare con le esigenze dei cittadini, le esigenze economiche nostre, come dire, il decoro degli spazi pubblici, noi non dobbiamo mai dimenticare questa cosa, cioè di cercare di migliorare ulteriormente. In questo caso i miglioramenti, al di là di restauri conservativi nel caso di giardini storici, piuttosto che di qualche recupero di parchi che non abbiano le caratteristiche del parco storico, sono proprio quelle di cercare di far entrare maggiormente la natura in città. Il titolo di questo webinar è la campagna la città che sposa la campagna. È quello che dobbiamo fare, è quello che dobbiamo fare. Chiunque di noi, confinato in casa nei mesi tristi dello scorso inverno e della primavera, ha potuto vedere come gli animali, di fatto non più disturbati dall'uomo, siano arrivati all'interno delle nostre città, nei centri storici addirittura, no? Ecco, la stessa cosa sta succedendo per le piante. L'importante è non accanirsi in tagli ripetuti, nel combattere alcune specie solo perché non sono belle o perché sono meno belle di altre, meno ornamentali. Ecco, la cosa che mi sento di dire, per rispondere alla domanda di Fabrizio, è sì, noi gestiamo il verde, lo facciamo con grandissime difficoltà, nel rispetto di norme, non sempre con le risorse adeguate, però prima Ciro ha detto una cosa molto importante secondo me, lo facciamo con passione, staccato, con passione. Lo facciamo con passione e questa passione credo che sia la cosa fondamentale che ci porta ad operare al meglio e che ci deve guidare. In questo senso l'associazione davvero ha un ruolo importante, ha un ruolo che serve a veicolare alcune nozioni a livello nazionale, quindi per cercare di portare gli stessi livelli di gestione del verde e anche sulla base degli stessi criteri di gestione del verde molte delle nostre città che oggi hanno delle differenze che sono oggettive. Basta. Decidete chi va. Ma se volete posso aggiungere. Si sente nulla. Verde è un processo molto complesso che impegna moltissimo perché si va dalla programmazione finanziaria fino alla chiusura del cancello e chiaramente a fare di programmazione, di elaborazione. Alla fine ormai la parte operativa è una cosa importante, ma è quella che di fatto almeno a noi ci preoccupa meno. Azioni legate alla gestione della cosa pubblica che hanno i problemi. Però come ha Roberto, senz'altro quella di più sono gli alberi. Sicuramente perché hanno, come posso dire, ci colpiscono di più nella nostra percezione. Parlava di 300 specie, a Padova più o meno ne abbiamo 256 specie circa, anche scontiamo chiaramente delle problematiche di un utilizzo intensivo di 10-15 specie, e quindi più o meno abbiamo 15-20 specie percentuale. Considerate che però in Italia è una cosa molto migliore rispetto anche a altre realtà. Pensate che negli Stati Uniti le cose sono ancora più standardizzate, ci sono 3, 4, 5 specie dominanti. Cosa importante quindi è sostanzialmente, soprattutto nel patrimonio arboreo, perseguire una biodiversità di specie sostanzialmente a un miglioramento i nostri alberi resistano agli stress. Quindi poi dopo se ci date un po' modo lo facciamo anche un po' più organico, però rispetto agli alberi considerate, noi abbiamo fatto a Padova
un piano di gestione, e fare il piano di gestione, quindi assumerne chiaramente anche le criticità, una proiezione, diciamo, della gestione di questo grande patrimonio di una città per i prossimi 20 anni, perché pensare a gestire gli alberi vuol dire come minimo adattarsi alla lunghezza della vita che l'albero ha in città, quindi bisogna pensare come minimo a 70-80 anni, perché questo intervenire su quello che è il popolamento arboreo in maniera... Questa associazione ha fatto una piccola pubblicazione, magari se verrà anche data perché è scaricata, dà conto di questo problema della gestione, della conoscenza dei patrimoni e della necessità del rinnovo. Pensate che in questo momento storico si stanno assommando tutta una serie di criticità, cioè perché cascano più alberi? Forse non ne cascano di più, sostanzialmente abbiamo maggiore sensibilità, però è anche vero che i nostri patrimoni arbori urbani sono stati sottoposti a tutta una serie di fenomeni. Pensiamo all'invecchiamento, cioè molte delle nostre città storiche sono state alberate in modo consistente sui viali tra, diciamo, le due guerre, qualcosa anche prima della Prima Guerra Mondiale. Questo si sono scontrate anche con di un'urbanizzazione che ha creato problemi soprattutto agli alberi nelle strade, quindi abbiamo le manutenzioni per le nuovi cavidotti che vengono a passare sotto le nostre città, per i siti che arrivano da una globalizzazione sempre più spinta, ma pensate all'impatto delle tempeste ripetute di vento, che sono sempre più attive. Quindi la biodiversità è una arboreo, però la biodiversità in città non è solo chiaramente l'albero, è anche l'albero. Stavolta lo abbiamo perso definitivamente. C'è? Ok. Scusa Fabrizio, forse in questi casi è meglio per il relatore chiudere la videocamera. Non è il massimo, però almeno il flusso d'audio viene più fluido. Okay. Lo diciamo a Ciro degli Innocenti, che prima abbiamo sentito male, andava a sbalzi, quindi eventualmente se vuole intervenire chiuda il video perché così la sentiamo meglio. Mi pare di capire che sia a Padova, ma è paradossale, insomma, da Padova che siamo praticamente vicini, ma insomma ci sentiamo male. Patrizia deve dire qualcosa? Dunque, a Torino siamo messi più o meno nello stesso modo, cioè abbiamo 5 specie che la fanno da padrone nel patrimonio arboreo della città, che conta oltre 110.000 alberi, oltre ai boschi collinari, quindi soltanto nell'ambiente urbano più strettamente inteso, perché nei boschi collinari ce ne saranno almeno altrettanti, anche se non abbiamo un censimento specifico. E di questi appunto 5 specie la fanno da padrone, in particolare il platano, che è la nostra specie più presente, e anche purtroppo, ahimè, una specie che negli ultimi anni è stata colpita dal cancro colorato del platano in modo molto pesante. Di conseguenza questa sua presenza in oltre 20.000 esemplari chiaramente cuba molto sulla necessità di rinnovo di cui parlava anche Ciro. Abbiamo delle sperimentazioni in atto con il platano Orvallis clausa, quindi quella variante, diciamo, del platano che dovrebbe essere resistente al cancro colorato. Sono molto difficili queste sperimentazioni, anche costose per l'amministrazione, quindi diciamo che il problema sussiste. Quindi questa compresenza di necessità di variabilità, diciamo, nelle specie presenti in città,
per ragioni di capacità di resistere ad attacchi di questo o quel patogeno, e dall'altra parte perché la biodiversità comunque ci consente di accogliere specie, anche animali diverse, e ci consente quindi di creare nella città dei veri e propri ecosistemi, è un dato di fatto di tutte le città, io credo. Detto questo, come diceva anche Ciro, biodiversità vuol dire anche non soltanto alberi, ma anche aiutare per esempio la presenza di impollinazione, quindi la presenza di insetti impollinatori. Questo nelle città voi capite che può essere un elemento di criticità, perché avere molte api in città, cioè dove c'è una forte concentrazione di persone che vivono nell'ambiente urbano, può creare dei problemi. Così anche tutte le specie arboree diciamo le varianti vegetali che possono creare allergie alle persone, e ce ne sono molte anche queste. Quindi chi si occupa di verde urbano nel favorire la biodiversità ha la necessità di affrontare tematiche molto specifiche, diverse naturalmente da quello che si affronta in uno spazio naturale o di campagna. Ecco, invitando anche i miei colleghi a porre domande laddove lo ritengano opportuno, a questo punto volevo chiedere questo: ma all'Associazione Pubblici Giardini aderiscono i tecnici del settore o è una sorta di associazione degli amici dei pubblici giardini? Perché se è la prima, allora mi domando, non siete voi che dovete cambiare, voglio dire, gli alberi che vengono piantati nei giardini, o chi decide? Se sulla biodiversità voi non riuscite ad intervenire? Beh sì, nell'ambito delle risorse che vengono assegnate ai comuni per intervenire sul verde, che sono sempre molto molto limitate. Inoltre c'è un elemento critico: quando si parla per esempio di rinnovo di un'alberata, bisogna scontrarsi con un'opinione pubblica che vede come il demonio l'abbattimento degli alberi, perché gli alberi sono visti come sorta degli esseri immortali e che come tali devono essere considerati da chi li cura. Quando si deve rinnovare un'alberata perché quell'alberata non produce più benefici in forma sufficiente per la città e per l'ambiente tutto, questo è sempre visto come un'azione violenta nei confronti di quella natura presente nella città, e quindi ci vuole un'opera anche di sensibilizzazione, e che questa sì che può farla il giornalismo, questa sì che potete farla voi che siete giornalisti, di sensibilizzazione delle persone nei confronti di questo problema, cioè dell'opportunità, se si sommano costi e benefici, alle volte di sostituire completamente un'alberata che per carità ti dà l'ombra, ti dà il fresco, ti dà l'assorbimento dell'acqua nel sottosuolo, in modo che il sottosuolo riesca ad accogliere l'acqua che viene giù, a volte con bombe incredibili ormai dal cielo, però non abbastanza rispetto a quello che potrebbe fare un nuovo albero, un nuovo filare alberato, che certamente avrà bisogno di tempo per raggiungere la stessa dimensione, ma per specie, per tipologia, eccetera, alla fine darà più benefici di quello che riesce a dare ancora un'alberata che non ce la fa più. Se posso aggiungere, allora la risposta alla domanda è sì, alla nostra associazione aderiscono i tecnici pubblici, quindi dirigenti, tecnici e chi si occupa di verde pubblico. Questo non vuol dire che il nostro sia una missione facile, lo dico, perché Patrizia richiamava un punto fondamentale, quello del rinnovo delle alberature. La bibliografia ci dice che noi ogni anno dovremmo rinnovare circa il 4-5% del nostro patrimonio. Okay? Voi capite che di fronte a patrimoni arborei complessi come quelli di alcune città
grandi come Torino, o anche medie, come diceva Ciro, Padova o Bologna, cioè di fronte a decine di migliaia di alberi, fare degli interventi di rinnovo secondo quanto le ricerche ci dicono non è così semplice. Non è così semplice per ragioni economiche, ma soprattutto anche se avessimo qualche amministratore lungimirante che destinasse le necessarie risorse agli interventi di rinnovo nei confronti della cittadinanza. Io vi posso garantire, sono 5-6 anni che ho avviato degli interventi di rinnovo minimali, cioè che portano all'eliminazione di alberature che non hanno più una funzione ecologica e ambientale rilevante. Cioè pensiamo agli ipocastani. Gli ipocastani, che è una specie botanica molto diffusa nella nostra città, ultimamente risentono sia di patologie, hanno avuto gli attacchi di Camerario Ridella, hanno avuto l'antracnosi, hanno la guignaardia, ma soprattutto oggi risentono dei cambiamenti climatici. Sono un po' di anni che l'ipocastano, nel momento di massima sua utilità, ovvero in estate, quando dovrebbe ombreggiare, non dico fotosintetizzare perché poi le piante vanno in estivazione, però nel momento in cui avremo bisogno davvero di questo albero, l'albero perde le foglie. L'albero perde le foglie e diventa una sorta di attaccapani nella nostra città. Da qui la necessità di rinnovarli, credetemi. Fino all'anno scorso io mi sentivo di dire è partita questa campagna di rinnovo, no? È partita e quindi stiamo dando corso alla biodiversità. Noi abbiamo nelle nostre città filari di migliaia di piante monospecifici. Pensate solo questo, se arrivasse una patologia fulminante, non so, una tracheomicosi, una cosa così, che si concentrasse su alcune di quelle specie botaniche, noi vedremmo davvero diminuire enormemente i nostri patrimoni. Da qui la necessità di dire facciamo dei tratti, adottiamo anche delle specie botaniche meno consuete, la zelkova, la Gledischia inermis, l'acero campestre. Perché? Perché abbiamo una bibliografia ricchissima ultimamente che ci dice quali sono le specie più efficaci e più efficienti nella lotta all'inquinamento, quindi capaci di assorbire polveri sottili e anidride carbonica, quali sono le specie meno, come dire, che emettono meno sostanze volatili, che come sapete aumentano l'inquinamento, contribuiscono a un aumento dell'inquinamento, quelle meno allergeniche, perché oggi tutti in città soffriamo di allergie alle piante, no? O almeno crediamo di soffrire di allergie, poi andiamo in campagna e queste allergie ci scompaiono quasi miracolosamente. Ecco, vi dicevo, dall'anno scorso secondo me, complice anche il 5G, e non vorrei aprire questa parentesi, lo dico perché ormai ho sentito dire tante di quelle vaccate, scusatemele, su questa problematica che non volevo neanche evocarla, ma ci stava. Abbiamo assistito a una regressione culturale da parte dei cittadini che io pensavo di avere, come dire, un po' formato, una regressione culturale che ci inibisce da un punto di vista proprio della gestione di questi corretti interventi agronomici. E gli alberi vengono tirati giù perché c'è il 5G e non è vero che devono essere rinnovati. A me è successo in un'alberata stradale dove erano già caduti al suolo 3 alberi completamente privi di radici, e abbiamo dovuto spendere alcune migliaia di euro per fare prove di trazione per dimostrare a questi cittadini che gli alberi erano instabili, prove di trazione che abbiamo sospeso a metà perché quando veniva tirato l'albero per capire se le sue radici resistevano, l'albero praticamente si stava staccando da terra. Quindi, credetemi, è una missione. Io credo che sia già stato un grandissimo successo averlo messo nel volume che citava Ciro prima, no? Il volume delle linee guida per la gestione della foresta urbana. Credo che sia stato un grandissimo successo averlo inserito nelle linee guida ministeriali per la gestione del verde, che hanno recepito quel lavoro dell'associazione. Credo che ci sia da lavorare moltissimo. E Patrizia ha detto una cosa molto interessante. Siete voi giornalisti, e mi ci metto perché io sono pubblicista, però non posso avere la duplice veste per conflitto di interesse, però siete davvero voi che ci potete aiutare, anziché nel fomentare le polemiche che si scatenano quando inizia un intervento di rinnovo di un'alberatura, nel darci un po' di spazio o a voi stessi a spiegare la correttezza di quell'intervento. Io vi dico, a Bologna, dove ci sono 3 quotidiani locali, più tutte le rivistine
che vengono distribuite gratuitamente. Quest'anno, per la prima volta, i giornalisti non hanno preso bovinamente, scusatemi l'avverbio, bovinamente la posizione dei cittadini, ma si sono, come dire, ci hanno ascoltato, cioè hanno ascoltato quali erano le motivazioni, che poi c'è il cittadino che vi dice no, non è vero perché io su internet ho letto che non è così. E qua la chiudiamo, cioè chiudiamo una discussione che diventa assolutamente sterile. Però lo sforzo è questo, cioè noi come gestori del verde pubblico abbiamo la responsabilità di quegli alberi, civile e penale, abbiamo anche la responsabilità ecologica, non esiste giuridicamente, però la cito, la responsabilità ecologica di dire facciamo, ecco, c'è lo spot della Patrizia che fa vedere il volume, abbiamo la responsabilità anche ecologica di istruire le persone e di far capire a tutti qual è la cosa corretta. Anche cercando di far comprendere alle persone che non siamo un branco di cretini che fanno le cose solo perché così ci punge vaghezza, ma che c'è un fondamento che deriva da anni di esperienza, che deriva da anni di studio, che deriva appunto dalla consapevolezza di fare qualcosa. Però ecco, secondo me, momenti come questo in cui davvero ci scambiamo delle opinioni e voi ci dite ma che cavolo fate? Perché non siete voi? E noi vi spieghiamo perché è difficile farlo. Momenti come questi per noi sono davvero importanti. Nel dare adesso la parola a Mauro Poletto che deve fare un paio di domande, ricordo ai colleghi che volessero intervenire, insomma, basta che scriviate sulla chat voglio fare due domande e la parola vi viene data. Nel dare la parola a Mauro approfitto per dire che Renzo Micheletto, che è un nostro collega che è collegato e lavora all'ufficio stampa di Veneto Agricoltura, quindi insomma, voglio dire anche uno che ne sa di queste cose, ha scritto che tante amministrazioni comunali eliminano le alberature per motivi legati anche a responsabilità amministrative, cioè la paura del distacco di rami o addirittura il crollo delle piante. Mauro, ti darei la parola, poi se volete anche intervenire su questo. Prego. Sì, un paio di domande. La prima è proprio una questione di definizione, cioè cos'è un giardino pubblico? Per fare un esempio, qual è la differenza che può esserci tra un giardino pubblico e, passatemi la parola, una aiuola grande o un parco giochi o un parco pubblico? Ecco, se sapere sostanzialmente cos'è un giardino pubblico, anche se penso che intuitivamente ce l'abbiamo in mente tutti quanti. Poi vorrei sapere quali sono, secondo voi, le città, le regioni che trattano meglio questi spazi e se avete anche dei casi, degli esempi di giardini in Italia, anche nel Veneto, poi vabbè, noi siamo nel Veneto, che si distinguono per biodiversità o per come sono fatti. Mi può rispondere chiunque di voi, non so a chi indirizzare nello specifico questa domanda. Ciro, vai tu che sei quello più fresco. Grazie. Secondo me, se volete vedere dei bei giardini dovete passare il confine. Questa è una battuta forse un po' autolesionista, però vorrei farvi due considerazioni che si legano a questa domanda. Quanto paghiamo per i nostri giardini? Scusate, se non sentite bene perché la trasmissione, dite non levo il video. Allora, fatevi un ragionamento. Chi ha più fondi di noi rasenta €1,10 Leva il video. per metro quadro per anno. Leva il video. In Europa abbiamo... Levo il video. Levo il video. Speriamo... Datemi segnale se migliori, se non doppi, se non tripli. Nei nostri casi noi abbiamo le migliori città che hanno €1,10 per metro quadro per anno. Quindi riflettiamo, cioè se vogliamo il verde dobbiamo anche pagarlo. Poi, perché per rispondere, perché penalmente, ma è anche un obbligo morale dare ai cittadini un verde molto grande, un pioppo in un giardino. Potete andare a vedere sul Mattino di Padova, c'è stato anche delle foto
non è successo niente. Quest'albero era stato controllato da un anno. Quindi l'amministrazione. Però guardate che garantire un verde sano, biodiverso e fruttazione, ma è anche una grande lotta, perché non abbiamo le risorse per fare questo. Bologna, Torino, non è, ma riescono ad avere delle risorse. La maggioranza delle città non hanno le risorse, non hanno le professionalità, le giardinerie sono state dismesse, cioè i tecnici del verde sono rari. Probabilmente i dirigenti che si occupano solo del verde in Italia sono 3, uno a Torino, uno a Padova, uno a Bologna, cioè che si occupano in modo esclusivo di questa materia. E poi ve la porto sul personale. Allora, se volete vedere la criticità di rinnovo, andatevi Viale Corsica a Firenze. A Viale Corsica anche io ho levato un viale di Ippocastani. Ippocastano è stato ben delineato da Roberto. Per farvela molto semplice, è una delle piante più critiche in ambiente urbano, è permalosissima per usare qualcosa che non va bene, risponde male alle potature, risponde male agli interventi sulle radici. Diciamo, abbiamo fatto un piano di rinnovo molto... considerate che strascichi giudiziari di questo, perché sul rinnovo, sugli interventi che sono necessari per garantire la bellezza, l'efficienza climatica, l'efficienza di quindi riduzione dell'isola di calore, quindi per rinnovarli bisogna levarli e rimetterli, però questo crea che porta a delle, diciamo, a fare gli esposti e va dietro più al che dice si butta giù gli alberi per il 5G o per fare il cippato e poi ne scaturisce un processo. Allora, guardate che la situazione è molto grave. La stampa ha sicuramente le sue responsabilità, ma non sono preminenti. I preminenti sono le responsabilità dei social, perché amplificano le cose assurde che vengono dette sugli alberi, perché qui sembrano che abbiamo gli alberi. Io più che studio di essere ignorante sugli alberi. È difficilissimo pensiero, quindi ponete questa riflessione se riuscirete a scrivere qualcosa o se vorrete scrivere qualcosa su questo e sugli alberi. Se gli amici dell'associazione non devono ulteriormente intervenire, darei la parola a Paolo Aguzzoni che ha chiesto di fare una domanda. Prego. Scusa Fabrizio, volevo solo dire una cosa sulla definizione di parco, di giardino, eccetera. Al di là di quelle che possono essere le norme, veramente poche, devo dire, in tema di verde pubblico che sono esistenti in Italia in cui si fa una norma per qualsiasi cosa, voi sappiate che la prima legge che c'è stata sul verde pubblico è stata nel 2013. Cioè non esisteva prima nessuna legge specifica dedicata al verde pubblico. E anche questa legge, la 10 del 2013, non è la fine del mondo, perché avrà bisogno sicuramente di essere perfezionata, in quanto è nata soprattutto per, diciamo, una sollecitazione, diciamo, a occuparsi dello sviluppo del verde urbano, infatti del verde pubblico, questo infatti è il titolo della legge, e all'interno non ha una grande organicità, diciamo, per cui sicuramente può essere migliorata, però è già qualcosa, ecco. È la prima legge che abbiamo in Italia sul verde pubblico in uno Stato in cui si fanno leggi su qualunque cosa, in cui veramente abbiamo un pullulare di leggi infinite, e sul verde pubblico appunto poco niente. Quindi definizioni che vengono
dall'urbanistica sostanzialmente, quindi per distinguere quello che è verde da quello che non è verde, perché ricordiamoci che le nostre città sono per l'80% fatte, almeno quando va bene l'80%, se no arriviamo anche al 90-95% fatte di suolo impermeabile. E quindi quando parliamo di verde ricordiamoci che parliamo sempre di una materia che è sempre stata residuale nello sviluppo urbano, quasi a riempire i vuoti, no? E quello che costa meno rispetto alle pavimentazioni, rispetto a tutto il resto. E solo oggi si incomincia finalmente a parlare di verde, come vi dicevo, come qualcosa di importantissimo, fondamentale per l'ambiente delle nostre città, e si comincia a dire: ma se io lo lascio a verde, non lo lascio a verde quello spazio perché non ho più i soldi per pavimentarlo, ma perché mi serve che sia non impermeabile, perché mi serve la sua funzione di assorbimento dell'acqua e mi servono le funzioni delle piante che ci vado a mettere, no? Quindi non solo l'ombra, non solo il fresco che l'albero porta agli edifici, ma anche il suolo non impermeabile, ricordiamocelo questo. Dicevo, la cosa fondamentale nel distinguere quello che è giardino, parco, spartitraffico verde rispetto ad un giardino di casa propria è la sua natura pubblica. Il fatto che il verde sia pubblico vuol dire che di quel verde lì ne fruiscono tutti, e nel fruirlo tutti ne fruiscono anche coloro i quali lo trattano male. Allora, quando un progettista progetta il verde urbano, si deve ricordare che sta progettando un qualche cosa che sarà soggetto 100 volte all'impatto umano rispetto a un giardino privato. E questa è un'altra di quelle caratteristiche fondamentali di cui spesso gli stessi progettisti si dimenticano, ahimè, e però è fondamentale. Cioè, se io metto un'altalena in un giardino pubblico, quell'altalena è completamente diversa da quella che metterei in un giardino privato, perché quell'altalena lì risponde a delle sollecitazioni che non possono essere controllate, perché io non posso mettere un vigile per ogni altalena, che sono sicuramente molto, molto pesanti. Ecco, voi pensate appunto al calpestio, allo sfruttamento, eccetera. Anche nella scelta delle specie arboree dobbiamo ricordarci anche di questo elemento, cioè della fruizione pubblica. Noi a Torino abbiamo diciamo, questa scelta di tutte le amministrazioni che abbiamo avuto fino adesso di non chiudere i giardini. Noi non abbiamo un giardino chiuso la notte, tutti sono aperti. Alcune città invece hanno alcuni giardini che vengono chiusi la notte. A Torino non ci sono giardini chiusi la notte, quindi vuol dire che di notte nei parchi pubblici, nei giardini pubblici, succedono delle cose, vengono utilizzati spesso in modo improprio, anche per dormirci, anche per spacciare, anche per fare altre cose, insomma, non più o meno lecite. Quindi i giardini pubblici hanno questa caratteristica che bisogna ricordare che li distingue, ecco, rispetto a un giardino privato. Mauro, che stavi intervenendo? Mauro? Sì, no, era proprio una definizione, se c'era una definizione che aveva a che fare con, non so, i metri quadri, quante piante ci devono essere, se deve essere recintato. Era una cosa proprio basilare per capire di cosa stiamo parlando, però insomma l'abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Se posso, è una cosa assolutamente eterogenea. Secondo me dobbiamo distinguere fra i parchi estensivi, che sono i parchi grandi, no? Quelli che nelle città sono sulle aree collinari o nelle aree agricole o nelle aree lungo fiume, no? Quelli sono parchi estensivi. Poi abbiamo i parchi urbani che non hanno una classificazione in base alle dimensioni, cioè non è che se un parco è 15 ettari ed è nel cuore della città, non è un parco urbano, è un parco urbano. Sono i parchi che in genere hanno una dimensione dai 6 ettari in su, cioè dai 5 ettari in su lo possiamo già definire un parco, no? Adesso è chiaro che
non c'è niente di standardizzato, sto dando un po' di idee, di tipologiche. E poi ci sono i giardini di quartiere, che sono quelli un po' più piccoli. Alcuni piani del verde considerano proprio la dimensione del parco come se fosse un qualcosa di sovraquartierile, cioè un parco grande di una decina di ettari, un parco dove può andare non solo la gente che ci abita intorno, ma anche gente che viene dalle altre parti della città. Questa è un po' la caratteristica. E poi c'è un mondo a parte, davvero a parte, che è quello dei parchi storici, cioè i parchi ottocenteschi o di inizio Novecento, che hanno una serie di vincoli legati appunto agli aspetti paesaggistici, un disegno architettonico che non si può andare a modificare, e quello però lo considererei una roba a parte. In genere i parchi e giardini, ovvero il verde fruibile, lo consideriamo come un verde che è attrezzato, dove ci sia almeno una panchina, un'area di sosta, dove ci sia una fontanella, qualche struttura ludica per i bambini. E poi c'è tutto un altro verde che noi ignoriamo in genere, ma non ignoriamo nelle nostre statistiche quando dobbiamo fornire i dati all'Istat piuttosto che all'ISPRA e via dicendo, che è il verde di arredo. Alcune città hanno fatto scelte pianificatorie in base alle quali le grandi rotatorie stradali degli assi di penetrazione all'interno appunto del tessuto urbano sono quasi dei piccoli boschi, rotatori di qualche ettaro di dimensione. I grandi assi attrezzati di penetrazione in città sono affiancati da fasce di verde, che può essere un verde alberato, può essere anche solo un verde inerbito. Ecco, su quelle aree, torno al discorso dell'inizio, secondo me si può fare l'esercizio della biodiversità. Ad esempio, ci sono alcuni sistemi che tendono a favorirla, penso al sistema biohabitat, che impone tutta una serie di questioni, il divieto di uso di sostanze antiparassitarie, ma questo è implicito, il non utilizzo di sostanze concimanti di sintesi, oppure la rarefazione dei tagli della vegetazione erbacea, lo citava prima Ciro, no? Non dobbiamo pensare alla biodiversità solo legata agli alberi, pensiamo alla biodiversità legata anche alle piante erbacee. Piante erbacee che nelle nostre città sono scomparse, ma perché? Penso alle bulbose, penso alle orchidee, sono scomparse solo perché ci accaniamo, sollecitati dai cittadini, nello sfalciare l'erba che non deve mai, guai, perché è ricettacolo di insetti dannosi, insetti molesti, di bisce, no? La bisce è vista la famosa natrice dal collare, animale utilissimo, in città o qualche altro appartenente all'erpetofauna in città vengono visti come il demonio, no? In città, e se sono presenti vengono percepiti quasi come un degrado, quando invece sono segnali di biodiversità spiccata e sono animali utili. Ecco, vi dicevo, in questi grandi corridoi di penetrazione, in queste aree dove l'uomo non va perché non sono fruibili, ecco lì secondo me si potrebbero fare delle sperimentazioni con i prati fioriti piuttosto che con la rarefazione dei tagli, per cercare di capire se alcune specie erbacee spontanee che ormai sono scomparse possono ricomparire. Noi abbiamo provato a farlo anche all'interno di qualche parco pubblico, non vi dico cosa succedeva, e le spighe del forasacco che vanno nel naso e nelle orecchie dei cani, e le zanzare che lì prolificano, cioè la zanzara non vede l'ora che l'erba sia alta per andare a riprodursi lì, quando tutti sanno che la zanzara ha bisogno di una fase acquatica per riprodursi, o quantomeno una fase umida. Insomma, è una lotta quotidiana, rispondevo a Fabrizio per la domanda di prima, è una lotta quotidiana che combattiamo su vari fronti, quello del rinnovo delle alberature, quello del decoro, quello della corretta gestione degli spazi pubblici, e vi torno a dire, la nostra passione e la nostra conoscenza ci deve portare anche ultimamente a privilegiare questi aspetti ecologici, perché davvero, cioè, i segnali che stanno arrivando sono preoccupanti. Il discorso delle api, prima Patrizia lo faceva, no? Diceva, avere dei fiori in città è bellissimo, poi arrivano le api e le api ti pungono. E allora, cioè, voglio dire, se prendi un pizzico da un'ape, cosa succederà? Non è una vespa, non è un animale dannoso, è un animale utilissimo. Quindi, cioè, dobbiamo davvero combattere contro filosofie
di approcci della vita urbana completamente diversi. Spero di aver risposto alla domanda di Mauro, credo. Sì, grazie. Okay. Allora, adesso darei la parola a Paola Guzzoni. Prima però leggo quello che ha scritto Marina Meneguzzi. Affinché i giornalisti ne possano parlare con cognizione di causa e spiegare ai cittadini, l'amministrazione locale dovrebbe fare una comunicazione e formazione a monte diversa. Allora, Paola Guzzoni. Sì, dico questo, rispondo a Paola al volo. Paolo deve ancora parlare, Marina, questa che ha fatto la domanda. Ah, ok, no, scusa. Allora, Marina, rispondo al volo. Non sto a scriverle perché è troppo lunga. Secondo me, lo diceva Patrizia prima, l'informazione da dare ai cittadini, ma anche alla stampa, è fondamentale. Nelle linee guida della gestione della foresta urbana c'è un capitolo importante dedicato anche alla comunicazione, che deve avvenire tramite comunicati stampa, deve avvenire tramite assemblee di quartiere, conferenze stampa, avvenire con delle tabellazioni all'interno di questi cantieri dove si dice che cosa si sta facendo e perché lo si sta facendo. E questo secondo me è il passaggio fondamentale. Vi torno a dire, purtroppo nell'ultimo anno anche tutte queste procedure a cui abbiamo dato corso vanno a costare contro una recrudescenza che sicuramente il periodo di contenimento in casa non è riuscito a migliorare, una recrudescenza dell'atteggiamento dei cittadini, cioè che hanno umanizzato, e non credetemi, umanizzato gli alberi, dicendo che è più importante. Non parliamo degli animali di compagnia. Sì, no, quello lì è più importante l'albero in piedi, ma parole testuali, di quello che potenzialmente ci rimane sotto se l'albero cade. E la chiudo. Paolo Guzzoni, a te la parola. Ci sei, Paolo? Non si sente. Sì, infatti. Paolo, dovresti aprire il microfono. Il microfono. Aperto? Ok, ci sei. Sì, io a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Il comune ha fatto una scelta in questi giorni. C'è un bel cimitero che noi chiamiamo monumentale, c'è un viale lungo 70, 80, un centinaio di metri, parte per parte ci sono delle tuie. Quando la tuia viene potata abbastanza regolarmente, si vede per un periodo una parte di secco e poi parte la vegetazione bella verde. In questo momento sono stupende. Il comune, per evitare le potature, ha deciso di tagliarle a raso e fra l'una e l'altra hanno del carpino piramidale, se ricordo bene. Secondo voi è una scelta tecnicamente felice oppure era meglio tenere, che non sono danneggiate, sono delle belle tuie che hanno, non so, 50, 60 anni, forse di più. Era meglio conservare e tenere bene l'esistente oppure passare al carpino piramidale? Io risponderei che la scelta è corretta. Poi odiatemi, Bene. odiatemi, e vi spiego il perché. No, non odio nessuno, voglio farmi un'opinione. No, allora, io vi dico, la scelta è corretta per due motivi, perché le tuie, lei ha detto, avevano già un'età. Io credo che non sia una roba imposta tanto dai costi. È vero che la tuia è come il cipresso, se non la mantieni in forma perde un po' del suo significato di sempreverde formale. Quindi, secondo me, la scelta è corretta, e da come me l'ha descritta è anche una scelta progressiva, nel senso che non è stato fatto tabula rasa di tutte le tuie, ma è una sostituzione nel tempo attraverso l'introduzione di una specie che è tipica e autoctona di quella zona, cioè il carpino bianco rispetto al carpino nero che è collinare, è la tipica pianta delle zone umide di pianura. Quindi sicuramente dovrebbe essere, il fatto che l'abbiano messo piramidale credo che faccia sì che non ci sia una percezione completamente diversa da quello che era il portamento della tuia, e dico anche che fatta così è un po' più indolore, Peraltro il carpino bianco mantiene le foglie, ancorché secche,
per quasi tutto il periodo invernale, ha questa caratteristica. Quando cadono le foglie spuntano già le nuove. E i carpini bianchi sono una specie molto più rara in questo momento. È vero che ultimamente li stiamo impiegando dappertutto, però era una specie che nei boschi di pianura è diventata molto rara, assieme a lontano. Sono due piante che sono abbastanza rarefatte, quindi costituire anche una riserva biogenetica, ancorché derivante da una produzione vivaistica, secondo me non è sbagliato. Quindi non mi scandalizzo, lo dico, non mi scandalizzo. Poi Ciro, che è più bravo di me, può dire dell'altro. Se riesce a dirlo. No. O meglio se riusciamo a sentirlo. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Concordo, però Roberto. Ho sentito solo concordo. Ciro, se devi dire qualcosa... Parola per parola, concordo. Ok. Se Ciro è sparito... Mi ha dato ragione, dai, mi ha dato ragione. Scusate, vedo che Ciro ha un iPad, forse si trova in un punto della casa in cui prende male, non lo so, se si spostasse vicino a una finestra o vicino a un router. Vabbè. Era un suggerimento. Era un suggerimento, mi sentite meglio? Leggermente forse. Chi lo sa, si vede nel tempo. Beh, provo io a fare due domande. Volevo chiedere questo. La prima cosa è, sono rimasto meravigliato, mi pare aver capito, che nel pubblico le piante vengono comprate. E vorrei chiedere, le comprate dove? Cioè, voglio dire, andate al mercato libero o, ad esempio, io so che nel Veneto Agricoltura ha dei vivai, pensavo che le piante dei vivai andassero al verde pubblico, evidentemente, gratuitamente, evidentemente non è così. Quindi se mi spiegate com'è il mercato da questo punto di vista. Provo io? Faccio anche la seconda domanda. Sì. Ed è questo. Vai, come vuoi. Finora abbiamo parlato di biodiversità, cioè sulla necessità della biodiversità, ma in questo ragionamento sulla biodiversità, come stanno entrando i cambiamenti climatici e in particolare le diverse modalità di pioggia? Intendo dire, ciò che magari è tradizionale di una determinata area, nel momento in cui abbiamo le bombe d'acqua, può diventare pericoloso, a prescindere, e quindi metterci qualcos'altro proprio perché ormai il pianeta sta andando in quella direzione? Do una risposta stupida, poi Ciro la fa più intelligente. Allora, i cambiamenti climatici innegabili, tant'è vero che molte città si stanno dotando di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, non hanno dei riverberi particolari per le bombe d'acqua sulle nostre alberature, no? Magari possono fare una selezione specifica. Per esempio, le estati molto siccitose sono molto dannose per alcune conifere tipicamente centroeuropee o alpine, penso all'abete rosso. Non so chi di voi si ricorda, ma l'estate molto siccitosa del 2003, seguita da quella del 2004, ha fatto una bella selezione naturale delle conifere, e penso all'abete rosso, penso in città c'era anche qualche larice, ma anche altro. E quindi le nevicate hanno fatto una selezione altrettanto importante sui pini domestici, nel senso che sui pini domestici la neve si è accumulata. Quindi non abbiamo come dire, un riverbero di singoli fenomeni meteorologici sulle specie botaniche. Abbiamo un riverbero dei fenomeni, mi viene da dire eccezionali, ma mi fermo ai non convenzionali. Cioè, il fatto che tutto in una volta arrivino dei colpi di vento, delle specie di trombe d'aria, così, fa sì che molti alberi non reggano. Se poi queste trombe d'aria, questi venti forti che si spingono fino a 90 km all'ora, arrivano dopo un periodo siccitoso in cui il legno delle piante, che non hanno tanta linfa al loro interno, no? Sono in estivazione, è meno elastico, sicuramente il danno è maggiore. Quindi oggi la nostra lotta ai cambiamenti climatici, che ha negli alberi migliori alleati, lo dico, si deve concentrare nella forestazione, perché molti alberi in città vogliono dire un microclima
migliore e vogliono dire un maggiore assorbimento di inquinanti, ma soprattutto sui fenomeni di dissesto. Cioè le bombe d'acqua danno problemi di allagamento. Verona, tanto per rimanere in Veneto, qualche mese fa ne è un esempio, fenomeni di allagamento e di fenomeni gravitazionali nei territori dove c'è la collina. Quindi dovremmo davvero cercare di riparare con buone pratiche a questi momenti. Che vi ripeto, gli alberi di Verona, i 3.000, 2.000 alberi danneggiati a Verona, non sono stati danneggiati perché si sono annegati, perché l'albero riesce a sopportare qualche giornata, seppure in anossia. Gli alberi di Verona si sono danneggiati perché il vento ha picchiato veramente troppo forte. I vivai. Allora, alcune amministrazioni avevano dei propri vivai. Parliamo della preistoria. Cioè avevano dei vivai nei loro... infatti dopo arrivavo a te, che siete sempre più avanti. No, molte amministrazioni avevano dei propri vivai dove giardinieri comunali, quelli che afferivano alle giardinerie che prima Ciro diceva sono scomparse, dove i giardinieri comunali coltivavano sia il materiale erbaceo, sia arbustivo, sia arboreo, che poi doveva andare ad arredare i giardini e i viali delle città. Quel fenomeno, io credo di poter dire che, a parte Torino ovviamente, quel fenomeno si è interrotto 30 anni fa, almeno, per cui noi ci stiamo tutti rivolgendo a dei vivaisti privati che fanno capo ad alcuni poli particolari, al polo cannettese, al polo pistoiese, al Veneto. È lì che andiamo a prendere le piante. Oggi il problema vero, però, non è dove andiamo a prendere le piante, ne abbiamo abbastanza di piante da mettere a dimora nei nostri giardini, nei nostri parchi, nelle nostre città. Nel senso che sono 10 anni, non lo so Ciro che non è così, è provocatoria, sono 10 anni che noi stiamo... No, è così, è così. No, lo so che non ci sono più piante. Sono 10 anni che noi stiamo dicendo ai 420 dobbiamo rinnovare le alberature, dobbiamo mettere a dimora gli alberi. Adesso uscirà l'articolo 4 del decreto clima che ha firmato il ministro Costa in questi giorni, che prevede per le città metropolitane dei finanziamenti per fare interventi di forestazione. Ecco, io 3 anni fa a un convegno di vivaisti a Canneto sull'Oglio, dissi: ma noi siamo sicuri che poi quando tutte queste cose diventano realtà le piante le troviamo? E mi dissero: ma certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'anno scorso, negli interventi di rinnovo delle alberature di molte città e nelle messe a dimora, gli alberi delle dimensioni standard che noi utilizziamo non se ne trovava più in nessuna parte d'Italia, in nessuna parte d'Italia. Se qualcosa quest'anno si trova, è semplicemente dovuto al fatto che col Covid quelle piante, e molti dei nostri vivaisti esportano gran parte del loro materiale, quelle piante non sono riusciti a trasferirle all'estero, in Germania, Inghilterra, paesi del centro Europa, in Russia, che sono i mercati di sbocco dei produttori. Quindi oggi il problema, Fabrizio, è: non scandalizziamoci e non stupiamoci che non abbiamo più le piante che produciamo, perché non lo facciamo più da tempo immemore. Oggi il problema è dove le andiamo a prendere, perché non ce n'è più. Non perché a me sta simpatico Ciro, mi sta antipatica Patrizia o viceversa. Questo è il problema. Da qui, e adesso lancio l'assist a Ciro, e poi Patrizia secondo me ci può raccontare del vivaio di Torino, lancio l'assist a Ciro sui contratti di coltivazione. Se riesce Ciro a farsi sentire. Io provo a farmi sentire. Mi sentite? A scatti. Mi sentite? Bene. Allora, l'aspetto che ha citato Roberto è che la coltivazione delle piante... Togli il video. Spegni il video, spegni il video. Con molta difficoltà. Spegni il video. Ecco. Bene. Allora, quello che dicevo, che quello che ha detto Roberto è assolutamente vero. Noi abbiamo dei problemi delle
delle alberature. Perché? Perché anche il Covid ha reso più difficili coltivare in certi casi. Considerate che cercando di reperire delle piante e a questo momento sto pensando di piantare piante. Anche la domanda di Veneto Agricoltura. Noi dobbiamo rialberare le nostre città, quindi dobbiamo mettere degli alberi non tipo foresta, cioè con impianto denso, ma con impianto degli spazi o per farle percorrere le strade. Sto andando, per dire, a trovare delle piante sui 3-4 metri, l'inizio della coltivazione vivaistica. Ha delle bellissime piante, però il problema è il contratto di coltivazione. Allora, una delle cose molto interessanti sono uscite fuori negli ultimi tempi ambientali minimi a cui devono corrispondere che possono essere reperiti sul mercato diciamo molto specifica per le messe a dimora. Vede che le piante più di Niente, è sparito Ciro. Necessita, per esempio, Ciro l'abbiamo definitivamente perso, credo. Pronto? io ti sento, vi sento bene. Noi non sentiamo te invece, sentiamo Vabbè, con delle pause sempre più lunghe. Questo è il problema. Patrizia, intervieni tu, che dovevi completare. Ecco, sì. Adesso non sentiamo neanche Patrizia, però. Non c'è. Mi sentite? Adesso sì. Ok, dicevo, provo a tradurre quello che stava dicendo Ciro, ma sicuramente senza la competenza che ha lui, ma sostanzialmente noi dovevamo fare un bel convegno a Pistoia e poi con il Covid l'abbiamo rinviato soltanto l'anno prossimo come associazione, in cui avremmo affrontato anche il tema dei contratti di coltivazione, che potrebbe essere davvero il futuro, cioè uno strumento nuovo da impostare, da creare da parte delle pubbliche amministrazioni, per cui invece di acquistare con appalto la fornitura e messa a dimora delle piante, si acquista una fornitura futura, quindi si acquista un certo numero di piante che però vengono messe in coltivazione da parte del vivaio oggi per fornirle all'amministrazione dopodomani. Ecco, quindi pagando i costi anche che questo lavoro comporta sulle piante. In sostanza, detto molto molto male, perché io non sono un'esperta di questo campo. Questo per andare ad affrontare quello che diceva Roberto, cioè questa penuria nei vivai italiani di piante, perché noi abbiamo un paio di anni fa, durante un direttivo, fatto un interessantissimo giro in Toscana presso un famoso vivaista, il quale ci raccontava che ormai il 70-80% del loro budget, del loro fatturato era appunto sull'esportazione. Quindi i vivai italiani lavorano molto sull'esportazione. E le piante per le amministrazioni pubbliche sono poche rispetto a quello che è l'andamento attuale, che invece è di aumentare questa capacità delle città di assorbire, di avere piante nel loro territorio.
c'è stato un lungo periodo di blocco, di riduzione degli appalti che ha influito appunto sulla loro capacità di esportazione e di conseguenza adesso ci troviamo in questa situazione strana. C'è comunque da dire che crescere una pianta vuol dire avere per un certo numero di anni degli spazi dove poterla tenere, e le amministrazioni pubbliche che hanno ancora questi spazi gestiti direttamente non sono molte. Nella città di Torino noi abbiamo un vivaio comunale che resiste, anche se ormai la sua attività è ridotta all'acclimatamento e alla crescita per un anno, massimo 2, delle piante che comunque compriamo da vivaio, quindi non è una creazione di piante da seme, ma è una sorta di transito che facciamo fare alle piante che vengono sostanzialmente dal Pistoiese o dalla zona di Canneto dell'Oglio e dalla Brianza, e le portiamo nella nostra città per un anno o 2, le facciamo crescere ulteriormente e quindi le compriamo a un costo leggermente inferiore, le facciamo coltivare dai nostri giardinieri. Abbiamo una decina di giardinieri che si occupano di questo, non sono tantissimi e quindi non sono tantissime neanche le piante che metteremo poi nella loro destinazione finale dopo questo periodo di acclimatamento. Anche noi ci riforniamo per una buon 70% delle nostre piante finali da vivai specializzati. C'è negli ultimi anni il grosso tema della forestazione urbana, di cui non abbiamo ancora parlato, cioè destinare degli spazi urbani, in genere periferici, a piantare piante molto più piccole, quindi non una creazione di filari alberati con piante di almeno 16-18 di circonferenza, ma la creazione di boschetti che avranno bisogno di molti più anni per diventare grandi, ma che piano piano potranno diventare dei serbatoi di servizi ecosistemici. Questa cosa sta prendendo piede nelle città, anche Torino sta cercando di fare la sua parte in questo senso, stiamo piantando moltissime piante. Ecco, in questo caso ci riforniamo anche dai vivai regionali, perché no? Ma i vivai regionali forniscono solo piante di questo tipo qui, non le piante di cui parlavamo prima invece. Allora, andando verso la conclusione, darei la parola ad Alessandro Bedin, che è il delegato dell'Associazione Pubblici Giardini per il Veneto e che ci ha agevolato questo interessantissimo webinar. Tra l'altro però vi pongo anche una domanda che vedete anche sulla chat da parte di Marina Meneguzzi, che chiede qual è il rapporto ideale in una città tra verde e suolo impermeabile e quanto bisognerebbe investire. Questo poi ovviamente a voi la risposta. E prima di dare la parola, come detto, ad Alessandro Bedin, però chiederei un intervento, se lo vuol fare, di 30 secondi a Renzo Micheletto, per spiegarci cos'è il progetto di Regione Veneto e Veneto Agricoltura, ridiamo un sorriso alla pianura padana, che ha citato. Però, insomma, se ce lo spiega in un minuto, se c'è ancora Renzo. Sì, sì, ci sono, mi sentite? Sì. Bene, un saluto a tutti innanzitutto e complimenti per questo incontro davvero interessante. Allora, il progetto Ridiamo il sorriso alla pianura padana della Regione Veneto, di Veneto Agricoltura, non è un progetto, devo dire, originale, nel senso che qualche anno fa lo aveva avviato un piccolo comune del Rodigino. Quest'anno però la Regione Veneto e Veneto Agricoltura hanno preso palle in mano e sono partiti con questo progetto, a dire il vero, così un po' in sordina, nel senso che non si pensava che ci fosse un successo così grande, nel senso che hanno aderito, mi pare, circa 300 comuni della Regione Veneto, di tutte le province della Regione Veneto, e in pratica i cittadini che hanno aderito a questo progetto riceveranno da Veneto Agricoltura, anzi dal vivaio di Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino, uno dei vivai di Veneto Agricoltura, riceveranno una serie di piante sia arbustive che arboree. Ce ne sono una decina nella lista di piante autoctone
che verranno appunto devolute, con questo appunto slogan ridiamo il sorriso alla pianura padana. Quindi 300 comuni, adesso non ricordo il numero preciso, comunque veramente sono tanti, che hanno aderito al progetto, poi consegneranno a loro volta ai loro cittadini che ne hanno fatto richiesta queste piantine. Ricordo con l'occasione che il giorno 22, giovedì 22, alle ore 10, appunto a Montecchio Precalcino, presso il nostro museo, si terrà un educational per giornalisti in occasione proprio della consegna a un comune rappresentativo delle prime piantine. Il progetto si chiude, le adesioni si chiuderanno il 15 di ottobre, ma va detto ormai che abbiamo completato un po' le piantine sono state prenotate tutte, non ne abbiamo più. Quindi mi pare di ricordare che sono oltre 70.000 piantine, verranno consegnate quindi giorno per giorno ai comuni, alle amministrazioni comunali che passeranno per Montecchio a ritirare le piantine e che poi consegneranno, come dicevo, ai propri cittadini. Il 22 c'è questa educational, quindi l'occasione per visitare il vivaio di Montecchio, capire, verrà presentato il progetto con tutti i numeri, quanti comuni hanno aderito e così via. Un'iniziativa davvero interessante che era partita un po', come dicevo, in sordina, ma che ha avuto un successo enorme, ma veramente che bisognerà ripensarlo per gli anni a venire con altri numeri, proprio perché le adesioni sono state notevoli. Grazie per questa opportunità. Posso aggiungere una cosa? Certo. Allora, il comune San Bellino, il sindaco si chiama Aldo D'Achille e stamattina era intervistato su questa iniziativa proprio a Uno Mattina, un comune di poco più di abitanti che ha fatto una rivoluzione. Lui poi ha avuto una fortuna che è stato mio alunno alle medie e all'interno del Parco Labbia Polesine. Sì, a questo proposito, grazie per aver ricordato questa cosa, proprio la RAI Uno Mattina ha ripreso proprio il progetto, ma ha fatto un servizio di un quarto d'ora minimo con varie interviste, tra cui anche questa del sindaco di San Bellino, proprio perché il progetto ha assunto una risonanza nazionale, è uscito dai confini regionali proprio per la sua bellezza, devo dire proprio per la sua importanza, davvero per un'azione di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza verso il verde, verso gli alberi. Allora, i comuni veneti coinvolti nel progetto sono oltre 438, vedo che scrive Ecco. Movida. E approfitto per dire a Marina che se guarda nella chat, se non l'ha già fatto, Ciro degli Innocenti ti sta dando delle risposte alle sue domande, darei la parola ad Alessandro Bedini. Grazie Fabrizio e grazie a tutti. Allora, io ringrazio veramente tanto il Presidente Roberto, Patrizia e Ciro per la loro presenza a questo incontro che non era semplice di fatto, perché parlare di biodiversità in ambito urbano è veramente molto complesso. Ho sentito tante cose giuste e vorrei partire da quello che ha scritto Marina, cioè il fatto che le amministrazioni dovrebbero comunicare molto di più e dare delle conoscenze che in questa occasione sono state accennate bene da Roberto, da Ciro e da Patrizia. Però bisognerebbe fare molto di più. Il tema è complesso perché io credo che chi si occupa di pubblici giardini è un po' in una situazione di labile, di equilibrio instabile tra aspetti positivi e aspetti negativi. Cioè la biodiversità, come accennava anche Patrizia, ma anche Ciro, eccetera, ma anche Roberto, di fatto, tutti e tre ne hanno accennato, ha degli aspetti positivi, molto positivi, che sono legati al fatto che abbiamo la diversità, tiene in equilibrio il sistema, l'ecosistema. In ambito urbano è molto semplificato, appunto il numero per esempio di specie arboree sono molto limitate, ma anche tutto l'ambiente urbano è completamente compromesso, ma in realtà di fatto dalla complessità, dalla diversità biologica, che è una ricchezza, che è un grande valore, noi possiamo avere grandi benefici. Però dalla complessità abbiamo anche dei problemi, ci sono i servizi ecosistemici che sono l'aspetto positivo,
l'assorbimento di inquinanti, il microclima, la bellezza stessa che ci fa bene, l'impollinazione che ci aiuta ad avere cibo a disposizione, e ci sono gli aspetti negativi che sono i disservizi ecosistemici. I disservizi sono, accennava prima, l'erba che cresce, che nell'erba vediamo di tutto, piuttosto che le foglie che cadono, piuttosto che gli aspetti allergenici, ma anche le radici degli alberi piantati nei posti sbagliati che entrano nelle fognature piuttosto che sollevano l'asfalto, betonelle, eccetera. Quindi ci sono gli aspetti negativi e gli aspetti positivi. Gli aspetti negativi sono molto inferiori rispetto a quelli positivi, cioè quelli positivi sono veramente importanti come quantità, però quelli negativi sono quelli che hanno più rilievo, quelli che vengono, come dire, evidenziati di più. Per fare un esempio, a proposito di alberi, fa più rumore l'albero che casca che la foresta che cresce. Cioè, di fatto, e qui mi allaccio a quello che diceva Ciro, i tecnici che fanno parte dell'Associazione Pubblici Giardini non sono tutti i tecnici di tutti i comuni, sono alcuni tecnici, non tutti, che vivono questa loro attività con molta passione. E i problemi sono molteplici. Nella cultura mitteleuropea, per esempio, c'è un apporto di risorse più significativo, molto più significativo. Prima si diceva dov'è che ci sono dei bei giardini. Ciro diceva dai confini in su. Io direi no, anche dall'Alto Adige, perché risente della cultura mitteleuropea, e già a Trento, Bolzano, eccetera, Merano, vediamo delle cose molto interessanti, ma recentemente, negli ultimi anni, anche Milano. Nel Veneto io vi segnalo San Donà di Piave, che c'è un collega bravissimo, fa delle cose interessantissime, da aiole fiorite, attenzione alle alberature, ma anche per esempio attenzione ai cosiddetti rain garden, giardini pluviali, legati alla riduzione del runoff, del flusso superficiale delle acque. E, insomma, vedete, i temi sono tantissimi di fatto, però ecco, noi lavoriamo in una situazione di equilibrio instabile, cioè da un lato per incrementare e migliorare il verde pubblico con poche risorse, e dall'altro per cercare in qualche modo di contenere e risolvere i problemi dei disservizi ecosistemici, e quindi dovendo anche prendere delle decisioni importanti, difficili da prendere in certi casi, per abbattere degli alberi che sono pericolosi per la cittadinanza, piuttosto che per mantenere la cura del verde indesiderato in ambito urbano, non solo per l'aspetto di cura in sé, di pulizia e di ordine, ma anche per gli aspetti allergenici. Mi collego perché Paolo Aguzzoni ha accennato a il comune del Veneto, Badia Polesine. Badia Polesine non ha un tecnico iscritto alla nostra associazione, per fare un esempio, e concordo con quanto ha detto Roberto, cioè il fatto che quel tipo di scelta lì, dove bisognerebbe vedere nello specifico, ha un suo senso. Aggiungo che ha un senso da un punto di vista anche allergenico, perché le tuie, come i cipressi, fanno parte delle cupressacee e è una delle famiglie più che hanno un impatto allergenico più importante dopo le graminacee. Quindi anche il fatto di rivedere e aumentare la diversità in ambito urbano, togliendo e rivedendo gli impianti in modo corretto, non solo da un punto di vista allergenico, ma anche come da un punto di vista ecologico e di spazi, perché spesso in passato si sono piantati tantissimi alberi in spazi non consoni. Celtis australis, conosciuti come spaccasassi, in mezzo al cemento o nei marciapiedi, dove diveggono tutto quanto, dai cordoli, betonelle, asfalto, eccetera. Io volevo accennare a un fatto di cui non si è parlato. Giustamente Roberto accennava ai prati fioriti. I prati fioriti è una peculiarità che in tutta Europa, anche nelle grandi città come Parigi, li stanno utilizzando da decenni ormai. Noi abbiamo un problema di gap culturale, e torniamo a Marina che ha ragione, dobbiamo in qualche modo far passare una cultura che in Italia ancora non c'è.
i prati fioriti che stanno benissimo nelle aree marginali, nelle rotatorie, nelle zone non fruite, mentre il prato sfalciato va benissimo dove c'è la necessità per i bambini e per le famiglie di giocare, di fermarsi a vivere il parco pubblico. Quindi le questioni sono tante. Aggiungerei che dalla mia esperienza piccolissima ho una bellissima esperienza legata alle api. Cioè, qualche anno fa abbiamo un piccolo bosco, ma piccolo veramente, 3 ettari e mezzo, tra una zona industriale e una villa veneta. Qualche anno fa un apicoltore ci ha chiesto di portare delle arnie nel bosco urbano per vedere come si comportano e per capire. Le altre arnie le aveva in zona rurale, quindi in zona agricola. Dopo un paio d'anni mi ha chiesto di portarle tutte nel bosco urbano perché in zona agricola con i pesticidi le api morivano e non riuscivano a rendere, mentre nel bosco urbano, in pieno ambito urbano, quindi vicino a una zona industriale e quindi potenzialmente inquinata, rendevano molto di più. E questo sta succedendo in tutta Europa, a Copenaghen, a Parigi, ci sono addirittura viti pensili, cioè vitigni pensili, scusate, cioè hanno piantato anche le viti sopra i tetti come orti, eccetera. Quindi sono esperienze straordinarie. In un'ora e mezza riuscire a parlare di tutto questo era praticamente impossibile. Probabilmente abbiamo dato qualche accenno, hanno dato loro qualche accenno. Io, scusate se mi sono inserito alla fine, ma due cose mi piaceva poterle dire. Ecco, grazie ancora ad Argav, a Mauro Poletto che ha curato questa webinar, a Fabrizio e soprattutto a Roberto, Ciro e Patrizia. Grazie. Grazie a te. Grazie a te Alessandro. Solo una precisazione. Grazie a voi. Al progetto Ridiamo il sorriso alla pianura padana aderiscono 327 comuni su 430 che sono quelli del Veneto. Prima avevo letto male la notizia che era stata trasmessa. Bene, se siamo tutti d'accordo ci salutiamo. Credo che abbiamo imparato molte cose grazie agli amici dell'Associazione Pubblici Giardini e grazie ad Alessandro che ci ha permesso questo contatto e credo che attraverso lui avremo ancora sicuramente modo di collaborare. Noi siamo disponibili. Perfetto. Noi anche, grazie. Anzi, grazie a voi. Buona Grazie serata, a buon tutti. fine settimana. Buona serata, altrettanto. Arrivederci, saluti a tutti, grazie, saluto. Ciao a tutti.